Questo è il momento innanzitutto del dolore, della vicinanza nei confronti dei familiari delle vittime e anche di coloro che amministrano i comuni, che stanno vivendo davvero momenti di grande dolore e di preoccupazione. Dopodiché dobbiamo tutti lavorare in un'unica direzione, che è quella di rendere il nostro territorio sempre più sicuro e sempre più pronto ad affrontare anche delle situazioni meteorologiche che prima erano considerati eventi straordinari, adesso stanno cominciando a diventare ordinari. Evidentemente gli effetti del cambiamento climatico si manifestano attraverso episodi straordinari come quelli di questi giorni. Dico che il Veneto ha saputo dimostrare in questi anni grande attenzione e grande sensibilità attraverso gli investimenti che il presidente Zaia ha fatto con la realizzazione dei vasi di laminazione nella nostra regione, però talvolta succedono degli eventi atmosferici straordinari come quelli che purtroppo hanno caratterizzato queste 2 giornate, che poi portano a delle situazioni davvero drammatiche. Si consideri che l'asta del Piave, se dovesse andare a piene importanti come la piena storica del 66, si va almeno a 5 milioni di metri cubi al secondo di portata. Vuol dire una colonna d'acqua di 5 km ogni secondo con una base di 1 metro quadrato, è una roba folle. Quindi bisogna assolutamente provvedere a realizzare opere per mettere in sicurezza questo bacino idrografico, che è quello che in questo momento personalmente mi preoccupa di più.